Questa legge guarda a dare una regolamentazione di criteri, di parametri per l'approvazione e l'autorizzazione di edifici che poi vengono utilizzati per il culto di qualsiasi religione, e quindi è uno strumento che servirà ai comuni, soprattutto ai sindaci, per regolamentare un settore che molto spesso è stato un settore critico sotto l'aspetto dell'impatto, dell'inserimento di certi edifici senza regole. Quindi la certezza di una norma che permette appunto di avere un trattamento uguale per tutti. Per noi è una garanzia di costituzionalità. È un provvedimento scritto male che rischia di paralizzare anche l'attività degli oratori, delle associazioni cattoliche, piuttosto che di altri gruppi di ispirazione religiosa, ma non solo. Un provvedimento che è troppo generico e in questo modo non soddisfa proprio una necessità di regolamentazione che esiste in questo campo, ma che non può essere interpretata in questo modo. Se si introducono dei trattamenti diversi a seconda della religione a cui ci si riferisce, è chiaro che chi si sente discriminato farà di tutto perché siano rispettati i propri diritti.